Fly me to the moon, la 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 la. Fly me to the moon, bum 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 bum. Fly. Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Pian delle Femmine, sopra Revine Lago, e siamo sulle Prealpi Trevigiane. Faremo un percorso che ci porterà, fra le altre cose, al bivacco Col dei Gai. Andiamo! Ecco, abbiamo iniziato la nostra escursione e nella prima parte è tutta strada asfaltata e cementata. Fa un freddo cane, siamo in pieno autunno, praticamente a novembre. Dopo un po' meno di 3 km siamo arrivati in località La Posa. Adesso proseguiamo per questa strada che non sarà più cementata ma diventerà bianca e il sentiero è sempre il 990, anche se questo numero in realtà non si vede da nessuna parte. Prossima tappa, il bivacco Col dei Gai. Bene, qualche altro centinaio di metri e siamo in località Le Puse. Da qui comincia l'ultimo tratto per arrivare al bivacco Pian dei Gai. Ecco, per andare al bivacco Col dei Gai noi prendiamo la strada qui a destra, questa qui. Quella che vedete qui invece che scende ripida dalla cima del colle è quella che faremo al ritorno. Ed ecco che arrivati a questo bivio
bisogna tenere la sinistra. Eccoci finalmente arrivati al bivacco Col dei Gai, un bel vedere stupendo. Adesso noi prendiamo a sinistra da quella parte e facciamo un giro in senso antiorario che ci porterà in cima al Monte Cimone. In questo punto termina la mulattiera e inizia un tratto di sentiero. Siamo arrivati nei pressi di una casera che è più avanti una cinquantina di metri, ma noi dobbiamo proseguire da questa parte invertendo la direzione di marcia e salendo per il sentiero numero 4 che, con un po' di salita abbastanza ripida, ci porterà in vetta al Monte Cimone. Dopo una salita bella ripida
ma piuttosto breve, siamo arrivati in cima al Monte Cimone, oltre i 1300 metri. Questo è il punto più alto di oggi. Purtroppo qui bisogna conoscere un po' i sentieri, perché non è che proprio abbondino di segnalazioni questi posti. Adesso noi da qui andiamo verso quella parte lì, cioè continuiamo per lo stesso verso, scendiamo un po', poi risaliamo a un'altra piccola elevazione che si chiama La Cisa e da lì scenderemo nella località che abbiamo lasciato questa mattina, chiudendo l'anello, località Le Buse. Bene, siamo scesi nuovamente dove eravamo qualche ora fa questa mattina, e cioè in località Le Buse. Siamo scesi da quella parte lì e adesso il percorso al ritorno è uguale a quello dell'andata. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se poi invece volete vedere le fotografie con tutta la descrizione dettagliata dell'intera escursione, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.